Venezia, Venezia, la nostra capitale è la città più bella e romantica del mondo. Ma sarà che in sede secoli di gloriosa storia sega sempre chiamata così? E i suoi abitanti? Ciao, Miss Z, e oggi mica ti conto. Venezia. Venezia in italiano, Venice in inglese, Venice in francese, Venezia in portoghese e Venezia in spagnolo. Nei secoli si chiamano in vari modi. Per saperlo, partiamo da Gideon Cope e tornando fino a data di sua fondazione. 1948-2021. La città di Venezia, in italiano Venezia, da 74 anni è la città capoluogo della regione Veneto, una delle 20 regioni del Stato europeo denominata Repubblica Italiana. Gli abitanti della città di Venezia sono i veneziani, in lingua italiana veneziani, che si anche sempre in lingua italiana veneti, in quanto abitano nella regione Veneto e a sua nazionalità è italiana. 1866 e 1948. La città di Venezia, per 82 anni, è stata la città capoluogo della Venezia, Euganea, corrispondente all'attuale Regione Veneto, provincia del Stato di Re Savoia, denominata Regno d'Italia. Veneziani erano soltanto gli abitanti della città di Venezia, ma tutti i sudditi sabaudi di quei che in italiano si chiamati i tre Venezie, corrispondenti alle odierne Region Veneto, Region Friuli Venezia Giulia e Region Trentino Alto Adige e Takai. Sotto i Savoia, i sudditi veneti del Regno d'Italia, nel 1866 si vede sostituire la sua nazionalità veneta per quella italiana. 1815 e 1866. La città di Venezia per 51 anni, fatta eccezione per l'eroico periodo della Repubblica di San Marco del 48, è stata città capitale della Venetia, una delle due province del Regno della Lombardo-Venetia d'Austria di Re Asburgo, normalmente conosciuta come Regno Lombardo-Veneto. Veneziani erano sia gli abitanti della città che l'intera provincia austriaca di Venezia. Sotto gli Asburgo, i sudditi veneti del Regno d'Austria, mantiene la sua nazionalità veneta. 1798-1815. La città di Venezia per 15 anni è la città capitale delle terre venete sotto l'amministrazione napoleonica e asburgica. Veneziani erano chiamati tutti gli abitanti dell'ex Stato Veneto. Sotto Napoleone e gli Asburgo i Veneti conserva la sua millenaria nazionalità veneta. 1400 circa 1798. La città di Venezia in lingua veneta Venezia, Venegia, Venexia, Vinigia, è ufficialmente chiamata in latino Venetiarum Civitas, che tradotto letteralmente significa città dei Veneti. Venezia è stata per circa 400 anni la città capitale dello Stato dea Venetiarum Res Publica, letteralmente a Repubblica dei Veneti, e tradotta normalmente come a Repubblica di Venezia. Veneziani o venetiani erano gli abitanti dell'intero Stato Veneto, chiamata dagli antichi romani come Venetia, e a sua nazionalità era quella veneta. 421-1400. La città di Venezia era chiamata in lingua volgare veneta Rialto, in latino Nova Venetiae, Oribus Altus e in greco Bizantin Venetica. Per mille anni è stata città-stato dei Veneti medievali insediati nelle isole della Laguna Veneta. Chi che viveva era chiamato Rialtini e Veneti in quanto abitanti della Venetia, che fino al 476 d.C. era ufficialmente chiamata in latino la decimo Regia Venetia et Istria. I Veneti che in epoca romana ne avevano ricevuto cittadinanza erano riconosciuti dai storiografi latini come nazione autoctona appartenente ai gens Veneti. E qua finisce la carreata dei tanti nomi di Venezia e i miei 600 anni di lunghissima e gloriosa vita. E a me non mi resta che salutarvi e ringraziarvi per avermi ascoltato. Un strucco a tutti. Ciao e a prossima!